Lunedì 29 luglio 2024, sono quasi le 10 del mattino, ho temporeggiato prima di partire da questo paesino della Lapponia perché piove, non sembra intenzionata a smettere, per cui a questo punto parto sotto l'acqua, quel che sarà sarà, non posso stare qua ad aspettare all'infinito. L'equipaggiamento ce l'abbiamo, sempre che Fiammetta decida di partire, quindi... acqua. Siamo in Finlandia, tra poco attraverseremo il confine di nuovo e saremo in Svezia. Parlo sempre a plurale perché siamo io e Fiammetta. 12 gradi, alla partenza erano 11. Abbiamo fatto solo 120 km, la strada è bagnata e c'è sempre il pericolo delle renne e degli alci che attraversano la strada. In compenso non c'è traffico, non ci sono incroci, non ci sono semafori, strada scorrevolissima. Si riparte. Circolo polare artico, all'andata lo abbiamo attraversato passando per la Norvegia e al ritorno passando per la Svezia. Circolo polare artico, anche fino a qua siamo arrivati. Andiamo avanti, dai, finché Fiammetta funziona, ne approfittiamo. Pranzo, mangiato un panino, mi sono fermato in questo piccolissimo paesino svedese e ho fatto anche il pieno di benzina, così poi quando parto, se parte la moto, se parte, quando parto non dovrò più fermarmi. Fiammetta è partita, di nuovo on the road, via! Bene, arrivato anche a Umea, un
paesino nella parte centrale della Svezia. Una bellissima giornata, qua si sta benissimo, molto più caldo qua, macinati tra ieri e oggi 1000 km, qualcosa di più. Bene così, la moto si è comportata bene. Questa è la cameretta per stanotte, 76 euro per questa camera singola, compresa prima colazione e compresa la cena di stasera, contro i 125 euro che ho pagato ieri in Norvegia solo per la camera. La differenza è enorme, praticamente spendendo la metà riesco anche a cenare. Vado giù perché altrimenti mi chiudono la cucina, sono già le 8:15. Martedì 30 luglio 2024, sono le 9:40, partito dall'albergo, la moto è andata in moto subito, l'ho fermata per mettere sui bagagli, poi è ripartita subito, adesso mi sono fermato al distributore e non parte più. Solito problema. Incredibile. È partita, ho mosso un po' la batteria ed è partita. Non so quanta strada farò, puntarmi all'8 studiato. Senza mai fermarmi. Sono quasi in riserva, adesso faccio benzina, mangio un panino e se vuole ripartire ripartiamo. È partita, vediamo se riusciamo ad arrivare a Stoccolma o anche oltre Stoccolma. Dannare fiammetta, non voleva sapere di partire. Prima mi sono fermato al distributore per fare benzina. La vedo dura arrivare fino a casa, molto dura. Per questa notte mi fermo qua, Norrköping, e domani si vedrà. Eccola qua la mia camera d'albergo per questa notte, Hotel President a Norrköping, pagato 895 corone svedesi pari a 79 euro circa, compresa la prima colazione. Alla reception mi hanno detto che c'è disponibile anche la cena e quindi adesso mi lavo velocemente perché la cucina chiude alle 9 e vado a mangiare qualcosa perché oggi fatti 830 km, è una bella tirata.
mercoledì 31 luglio 2024, sono le 6 del mattino, ma in realtà sono sveglio delle 4. Ho dormito pochissimo, il pensiero che la moto non parta mi sta assillando, soprattutto perché oggi volevo prendere il traghetto dalla Danimarca alla Germania, da Gedser a Rostock, e la mia paura è che la moto non parta nel momento in cui devo entrare nel traghetto, oppure nel momento in cui devo uscire, che il traghetto dopo non è che sta lì ad aspettare i comodi miei. Speriamo. Tra poco vado a fare colazione, vediamo se riesco a fare colazione un po' prima, perché la colazione inizia alle 7, vediamo se riesco a farlo qualche minuto prima, in modo da essere già in marcia prima delle 8, così per le 15 dovrei essere a Gedser e dovrei riuscire a prendere il traghetto delle 15:45. Vabbè, è un calvario sto viaggio, un calvario. A Gedser, nella Danimarca meridionale. Sono arrivato in tempo record alle 13 e qualcosa, 13:08, così potrò prendere il traghetto delle 13:30 anziché quello delle 15:45 come avevo preventivato. Ho fatto 6 ore continuative, consecutive di moto, mi sono fermato solo 3 volte, 2 volte per fare benzina e una volta per fare pipì perché non ce la facevo più. Tutte e 3 le volte non ho mai spento la moto per sicurezza, per evitare che dopo faccia i capricci. Adesso però qui all'attesa della nave, del traghetto, ho dovuto spegnerla perché non si sa quanto ci sarà da aspettare. Speriamo che parta quando è il momento di salire, perché sennò sono fregato. Basterebbe arrivare di là in Germania, se dovessi rimanere a piedi del tutto. In Germania è già molto più vicino per fare un recupero con un furgone o con un carro attrezzi. Mi basterebbe sbarcare di là dall'altra parte. Siamo già arrivati a Rostock in un paio d'ore.
camminati 1050 km da stamattina. Sono andato vicino al mio record. Il mio record è di 1250 in un giorno, da Pozzonovo, provincia di Padova, a Barcellona. 200 km in più rispetto a oggi, però erano altri tempi, avevo qualche anno in meno e qualche acciacco di meno. Soprattutto non avevo la pressione e l'ansia di rimanere a piedi ogni volta che accendo la moto. Stanotte dormiamo in questo anonimo hotel, speriamo che ci sia servizio ristorante, non mi sono informato perché devo ancora mangiare. Giovedì 1 agosto 2024, mattina, sono le 7:30 neanche. Sono in questo albergo Age Plus nei pressi di Lipsia. Adesso vado giù, faccio colazione e conto di partire 8:30 al massimo, parto e se Dio vuole, sempre se Lui vuole, entro stasera, sarò a casetta. 1000 km da fare, 1000 km scarsi, 986 mi pare che siano per la precisione. Ieri ne abbiamo fatti più di 1000, 1050, quindi insomma dai, altri 1000 km dovremmo farcela. La differenza è che oggi posso farli con calma, tranquillamente, perché non ho il problema di dover prenotare in albergo, non ho il problema di dover arrivare in orario al ristorante perché altrimenti trovo la cucina chiusa. Quando arrivo, posso arrivare alle 8 di sera, alle 9, alle 10, a mezzanotte, non mi interessa. L'importante è finalmente arrivare a casa, che sia finito questo incubo, questo viaggio di ritorno dalla Norvegia da dimenticare proprio. È l'unica sosta della giornata. Sono già in Austria, a 2 passi da Innsbruck. Mi mangio un panino perché sono quasi le 3. Panino, una bella coca, dopo una bella Red Bull per evitare la sonnolenza e una bella carica di caffè. Abbiamo fatto più di metà strada. Brutto temporale sta arrivando, è iniziato a piovere. Proviamo ad avventurarci, se questa ha voglia di andare in moto. Sentiamo. Bravissimo. Io avevo già aperto anche in garage perché avevo cominciato la schiena, aveva cominciato a piovere, ho detto guarda che vedo l'idea. Ah, ce l'hai fatta, bene. Ce l'ho fatta. Hai fregato anche il temporale.
Sì, ma ne ho presi 18 per strada i temporali. Ah, ma io potevo controllare. Ho consumato le somiere a forza di essere motivo. Io potevo controllare questo. Arrivato ore 20 e 24 del 1° agosto. Tornato ieri dalla Norvegia, adesso questa moto non uscirà da questo garage se prima non avrò trovato il guasto. Allora, io e Fred, prima di partire dalla Norvegia, abbiamo capito che si tratta di un problema elettrico, perché muovendo la matassa di cavi qui sotto la pompa faceva contatto, delle volte sì, delle volte no. Ma qual è di questi 10.000 cavi che passano qua sotto, quale potrebbe essere quello interrotto? Proviamo. Eccolo qui il maledetto, eccolo qui, trovato. E questo spinotto di merda, ce l'avevo sotto gli occhi, sotto il naso, non me ne sono accorto. Ecco, sostituito lo spinotto con uno generico, con dei Faston, lo spinotto bipolare con i mini Faston. Adesso scommettiamo che parte subito al primo colpo. Attacchiamo spinotto. Perfetta, come nuova. Maledetto, maledetto. In pratica, eccolo qua, questo era lo spinotto che dalla scatola relè portava la corrente alla pompa della benzina, e visto da fuori sembra buono, ma quando lo si apre, eccolo qua, spinotto completamente cotto, quello che portava il negativo, la massa era completamente cotta. Quando era inserito questo problema non si notava, perché da fuori sembra perfetto, ma dentro si vede il difetto, e lì faceva contatto, a volte sì, a volte no, e quindi la corrente non arrivava, a volte arrivava e a volte non arrivava alla pompa della benzina. Per quello si pensava che fosse la pompa della benzina, ma era un maledetto spinotto. Cosa mi è costato questo maledetto? Adesso però è pronta per il prossimo viaggio, tra pochi giorni Inghilterra e Scozia.
Mercoledì 21 agosto 2024, sono le 7 del mattino, siamo in partenza per l'Inghilterra e la Scozia. Io devo veramente andare al santo appena torno in Italia. Strada facendo bucato, ho forato, ho cominciato a perdere pressione. La ruota dietro adesso ce l'ho quasi a zero. Adesso vediamo di cosa si tratta.